Pista Eugenio Monti di Cortina fa discutere, devono cominciare i lavori, oggi un presidio per protestare, però a dire la verità guardando i partecipanti, non tanti e soprattutto pochissimi di Cortina. Tante le sigle ambientaliste riunitesi a Cortina per protestare contro la costruzione della pista da bob, quasi altrettanti gli appartenenti delle forze dell'ordine a scongiurare il rischio di disordini che per fortuna non si sono minimamente registrati. Quella che era la Eugenio Monti del 1956 oggi è un corridoio in terra battuta e chi manifestava inorridisce al pensiero della cementificazione. Noi speriamo che qualche ritardo ancora gli impedisca di fare. I tempi sono assolutamente impossibili. La pista di bob dei Giochi Olimpici moderni, costruita più in fretta fino ad ora, è stata costruita con 250 giorni in più. Dito puntato sui costi, lievitati a dismisura. C'erano state promesse Olimpiadi a costo zero e i conti che abbiamo fatto ad oggi sono solo conteggi istituzionali, quindi spese previste da regioni o dallo Stato italiano. Siamo in prossimità di 6 miliardi di spesa. Qui si spenderanno 128 milioni di euro quando la vecchia pista era stata chiusa già nel 2008 e solo la gestione della pista costerà 1.400.000 euro all'anno a un comune piccolo di 5.800 abitanti come Cortina d'Ampezza. Assente o quasi la politica ed i suoi rappresentanti, tranne chi su questo lato del fronte si è sempre schierato. Non si può pensare di spendere 120 milioni di soldi pubblici quando la sanità bellunese è allo stremo, addirittura i tecnici dicono che dovranno essere ridotte le strutture a causa delle continue perdite dell'ULSS e non è possibile spendere 120 milioni di euro per una pista da bob quando l'intero sistema scolastico del Veneto ha ricevuto meno di questi fondi dai fondi europei del PNRR. Dobbiamo avere delle priorità politiche e qui la battaglia non è soltanto ambientale ma è economica e sociale. Buttiamo 120 milioni di euro che capisco che non si possono trasferire agli ospedali come qualcuno vorrebbe, però non si possono nemmeno buttare così. Intanto la pista che c'era non c'è più e per quella che ci dovrebbe essere non è ancora stata posata la fatidica prima pietra. A raccontare quello che era e quello che potrebbe essere, accompagnando i manifestanti lungo il percorso, è chi quegli anni ruggenti li visse in assenza di tecnologia, comunicando al telefono e allo speaker il passaggio degli atleti. A Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuoristagione dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a solo i 1200 metri dove fa troppo caldo, dove la temperatura è conveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord e allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più.